Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo video post partita del quarto turno di Coppa Italia tra Cagliari e Hellas, finita con il risultato di 2-1. Allora, prima che cominci, ovviamente sappiamo tutti qual è la notizia del giorno, quindi ci tengo a rendere per quanto mi è possibile omaggio alla scomparsa di Diego Armando Maradona. Non c'è bisogno che sia io a spiegarvi chi sia Maradona e quanto sia stato importante per il calcio, quindi un ricordo, anche solo parlarne mi sembrava doveroso. Non voglio fare altro perché sarebbe eccessivo, quindi un ricordo penso basta ed avanza. Parliamo della partita. Allora, sinceramente il primo tempo a me è piaciuto, abbiamo giocato abbastanza bene, a parte l'inizio dove comunque l'Hellas qualcosina ha fatto, il secondo tempo decisamente no. Però c'è anche da dire che il secondo tempo l'Hellas l'ha cominciato con tre nuovi giocatori, quindi è partito in quarta. Però ragazzi, penso che sarà anche il titolo di questo video. Abbiamo vinto, perché abbiamo vinto fortunatamente, ed affronteremo un'altra volta l'Atalanta agli ottavi, come l'anno scorso. Però rosico tantissimo. Voi direte, perché cazzo devi rosicare? Cioè, abbiamo vinto, perché rosichi? Riccardino, Riccardino, per carità, la Fiorentina non è che ha fatto bene, di più a mettere il controriscatto. Però rosico perché un giocatore così è spettacolare. Cioè la sgaloppata che ha fatto sul primo gol. Tra l'altro bel tiro anche di Cerri, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso diamo ad Alberto ciò che è di Alberto. Un tiro spettacolare, cioè ha tirato veramente bene, ma cosa ha fatto Sottil? Cioè è riuscito a tenerla in gioco proprio sul filo del fallo laterale e ha fatto una sgaloppata spaventosa. Cioè è mostruoso. Poi sul secondo gol, per carità, il tiro era un bel tiro perché non faceva schifo. Però lì c'è stato anche l'errore del portiere, fortunatamente, perché secondo me se il portiere fosse stato un po' più attento magari quel tiro l'avrebbe parato, però meglio così, meglio così. Sinceramente non mi sento di dire tantissimo altro sulla partita. Ho visto anche Tramoni, non mi è assolutamente dispiaciuto. Rog oggi si era un po' ripreso contro la Juve, eh? Contro la Juve si era decisamente ripreso, aveva fatto una bella partita. Eh, contro l'Hellas oggi a me personalmente non è piaciuto per niente. Anche qui mi aspettavo un qualcosa di più. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Poi che altro c'è? Non mi è dispiaciuto Carboni come terzino sinistro, ma ho visto che troppe volte Tramoni ripiegava in fase difensiva per aiutarlo a coprire, facendo spostare Carboni poi sul centro, come difensore centrale, facendo così diventare la difesa del Cagliari a 5. È una cosa che mi dava un po' fastidio, perché dai, Mm, non so tanto per i ripiegamenti in difesa da parte delle ali o degli esterni. Però alla fine ci può anche stare. Comunque non ha giocato malissimo Tramoni, quindi tanta roba. E no, raga, cioè, veramente non c'ho tantissimo da dire, anche perché poi oggi con sta cosa di Maradona stavo con il telefono a guardare la partita e poi da qua sentivo tutto sto cose Maradona. Quindi ero pure abbastanza, ehm, diciamo, deconcentrato, così possiamo dire. Vabbè, l'importante è che il Cagliari abbia vinto, siamo passati agli ottavi, dove affronteremo l'Atalanta. Io mi so pure rotto le palle di dire sempre la stessa cosa, ma non bisogna snobbare la Coppa Italia. Non bisogna snobbarla. Allora,
Partendo dal presupposto che col fatto che l'anno prossimo, cioè alla fine di questo campionato e all'inizio di quello dopo, comincerà la terza competizione, totalmente inutile, perché è inutile, però comincerà la terza competizione europea, ovvero la Conference League. Bisognerà anche capire come verrà gestita questa cosa per quanto riguarda la Coppa Nazionale, nel senso, se il posto se la vincitrice della Coppa Italia, qualora non fosse già qualificata per una delle coppe europee, se andrà in Europa League o in Conference League. Questa è una cosa che ancora non so. Quindi se voi lo sapete, per favore fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sta di fatto che a prescindere dalla competizione a cui si approda vincendo la Coppa, tu devi cogliere quell'occasione, perché tendenzialmente a discapito del campionato tu hai un filotto di partite molto ristrette con cui hai la possibilità a colpo sicuro di andare in una Coppa Europea. Per carità, la difficoltà è esponenzialmente più grande mano a mano che si va avanti nel percorso della Coppa Italia, ma ciò non significa che deve essere soltanto quel torneo dove si fa turnover e basta. Oggi era legittimo il turnover, anche perché stiamo in una condizione un po' disastrosa oggi, pure Simeone positivo, quindi fortunatamente Nandaz ha giocato perché è risultato negativo anche al terzo tampone, quindi buono. Contro lo Spezia ci sarà. Però oggi diciamo che il turnover era abbastanza... si poteva capire. In particolar modo l'Hellas, che sabato che gioca contro l'Atalanta, ha fatto un po' di turnover, giustamente. Però ripeto, non bisogna snobbarla, perché tu con pochi passi puoi andare in Europa. Poco conta se è la Conference League, l'Europa League. L'importante è tornare in Europa. Perché, ripeto, non mi stuferò mai di ripeterlo quest'anno, l'obiettivo del Cagliari rimane l'Europa League. Quando ho fatto il video, non mi ricordo nemmeno il titolo, in cui dicevo comunque qualche mese fa che l'obiettivo del Cagliari era l'Europa League, molti sotto mi hanno scritto ma dove vogliamo andare con questa rosa? E mi ha fatto pensare, perché ho capito che la gente non ha capito il discorso che ho fatto io. Io non stavo parlando della rosa, io non voglio parlare della rosa, ok? Però realisticamente parlando, visti gli investimenti fatti, visto il periodo che stiamo vivendo in cui praticamente le squadre non hanno introiti, perché non hanno introiti, abbonamenti non li vendono, il merchandise vendono quello che possono vendere, ma non può di certo coprire tutte le spese che ha una società di calcio. I diritti TV, a quanto pare, non so se è stata pagata quella tranche da 1 miliardo e qualcosa. Fatto sta che le squadre non hanno introiti, e ribadisco il concetto, data questa situazione, una società come il Cagliari, visti anche gli investimenti fatti negli ultimi 2 anni, ha l'obbligo di andare in Europa League per cercare di non creare un rosso troppo gravoso sulle casse della società. Questo era quello che volevo dire, questo è quello che continuerò a dire, cercando di far capire alle persone che comunque il Cagliari ha fatto degli investimenti abbastanza onerosi, anche andando a guardare quella che è la storia degli ultimi anni del Cagliari, e per avere una copertura perlomeno di quello che è stato fatto, la qualificazione mi sembra il minimo. Poi che avvenga o non avvenga, questo è un altro paio di maniche, non sarò io a deciderlo, non saremo noi a deciderlo, lo deciderà la squadra giocando partita dopo partita. Però concettualmente parlando, l'obiettivo è l'Europa League, non possiamo nasconderci. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!